Cari telespettatori, rieccoci insieme. Attenzione, puntata molto interessante, molto importante per la dichiarazione dei redditi. Ne parliamo insieme al CAF della CISL, in modo particolare Riccardo De Stefani, responsabile fiscale CAF CISL Padova e Rovigo. Grazie di essere qui con noi. Grazie a lei. Grazie perché a voi. Ci sono novità fiscali di cui è bene avere conoscenza, contezza e capire che cosa va a cambiare. Sono state inserite nell'ultima legge di bilancio finanziaria, che dir si voglia, quindi sono novità, sono cose che prima non c'erano, adesso ci sono, altre sono reiterate nel tempo, rinnovate, quindi vedremo quali. Ci vorrebbe ben più di una puntata dedicata a questa, ma magari anche lo faremo. E intanto cerchiamo di capire che cosa è cambiato e che cosa cambia con la prossima dichiarazione dei redditi per i comuni mortali. Allora, buongiorno intanto, buongiorno a tutti. Per quanto riguarda, come lei diceva, le novità introdotte dalla legge di bilancio del 2020, cioè l'ultima deliberata, tra l'altro è stata deliberata a fine anno 2019, le novità che vedremo sono e andranno in applicazione non tanto per questa dichiarazione di redditi, ma per la prossima dichiarazione di redditi, cioè dall'anno 2021, ma per redditi e quindi per oneri e spese prodotte effettuate quest'anno. Quindi esatto, nel 2000. Quindi è meglio saperle subito, perché poi è una novità comunque attuale che mi servirà per la presentazione della dichiarazione di redditi dell'anno prossimo. La novità principale introdotta quindi da questa legge di bilancio, da questa legge finanziaria che comunque ha detto lei, è la tracciabilità, quindi l'introduzione della tracciabilità di quelle che sono le spese detraibili per il recupero del 19%. Quindi, per esempio, penso alle spese relative alle spese scolastiche piuttosto che alle spese. Cosa si intende per tracciabilità? Spieghiamo bene. Tracciabilità significa che il versamento dall'anno 2020 non deve essere più fatto in contanti, quindi con denaro contante, ma deve essere fatto con strumenti che diano la tracciabilità, quindi la certificazione e la verifica del versamento fatto. Quindi, per esempio, con bancomat, quindi con carte di credito, quindi con bonifici, assegni, comunque tutti i versamenti per cui è possibile verificare la transizione, quindi anche i bollettini postali di conto corrente, il denaro di conseguenza viene escluso. Quindi tutti i versamenti che fino all'anno scorso i nostri contribuenti, e in questo caso anche i nostri pensionati, visto che oggi è una trasmissione particolarmente rivolta ai pensionati, facevano in contanti, dall'anno 2020 bisogna pensare invece a dotarsi di strumenti tracciabili, quindi bancomat, eccetera, eccetera, eccetera. Vediamo di capire quali sono le spese che devono essere tracciabili. Allora, il decreto non ha fatto una lista di quelle che sono le spese, perché parla di tutte le spese detraibili, esatto, 19%. Faccio io un breve elenco, per esempio sono le spese scolastiche, ma questo probabilmente riguarda poco gli anziani, ma riguarda soprattutto i genitori che hanno figli. Ma se il nonno vuole sobbarcarsi le spese scolastiche del nipote, pagarle con la propria carta di credito? Quello è un problema che verificheremo e che le dirò subito, nel senso che con l'ultima normativa scritta purtroppo no, nel senso che l'ultima circolare, appunto il decreto, la legge di bilancio, prevede che le spese sostenute dalla persona e per la persona stessa siano pagate con i propri strumenti tracciabili. Quindi l'esempio che mi diceva, faccio un altro esempio, il marito o la moglie che voglia pagare, o il figlio per la mamma o per il papà che voglia pagare lui, perché lui è in possesso di questo strumento che ha il bancomat o ha un home banking da casa che possa fare il bonifico, eccetera, 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 e quindi voglia pagare la spesa in nome e per conto del genitore, se questo genitore non è a carico, quindi ha un reddito suo personale, come succede nella maggior parte dei casi, perde la detraibilità. Sia il genitore, quindi sia la persona che ha sostenuto la spesa per il quale ha richiesto la prestazione, sia il figlio, perché è colui che versa ma non ha la prestazione, quindi entrambi non possono recuperare la detraibilità e la spesa. Geniale, perfetto. Quali altre cose detraibili? Se parliamo di anziani, gli ausili medici? Invece qui faccio e dico, perché c'è un'eccezione dalla normativa, nel caso invece di spese sanitarie, ma spese sanitarie effettuate presso le ASL, cioè i servizi sanitari nazionali, o nei servizi
diciamo così, nelle cliniche private ma convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, in questo caso il versamento non è previsto, oppure se è previsto tracciabile ma ancora in contanti, quindi c'è un'eccezione normativa, cioè quelle che vengono escluse dalla tracciabilità sono in linea generale le spese sanitarie. Ma se uno compra, non so, la carrozzina, faccio l'esempio. Certo, sono escluse le spese sanitarie intese proprio come prestazioni specialistiche, penso alle visite specialistiche, eccetera, 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 sono escluse da questa normativa, dalla tracciabilità anche i farmaci, quindi gli scontrini farmaceutici per l'acquisto di farmaci e anche i dispositivi medici. Quindi rispondendo alla sua domanda, la carrozzina piuttosto che la stampella per un anziano, piuttosto che anche gli occhiali, perché anche gli occhiali sono considerati dispositivi medici e ad oggi questa normativa prevede appunto che per i dispositivi medici e le spese sanitarie in generale la tracciabilità non venga richiesta, quindi il versamento si possa fare ancora in contanti, ma limitatamente a questa tipologia di prestazioni. Quindi il materasso, quello particolare per gli anziani, e le spese per la badante? Invece le spese per quanto riguarda, le spese per la badante sono detraibili in quanto queste non sono spese tracciabili, perché per la badante si recupera la busta paga, cioè il datore di lavoro che recupera la spesa, quindi qua non c'è la tracciabilità di una spesa sostenuta in quanto è lo stipendio stesso che viene recuperato, ma per esempio i contributi, questi da sempre però sinceramente sono stati tracciabili, la parte contributiva si recupera con il versamento del contributo pagato con bollettino di conto corrente all'INPS. Ma il bollettino di conto corrente possono farlo anche terzi, non necessariamente la persona anziana. E il bollettino di conto corrente deve riportare al momento in cui l'interessato si reca in posta al pagamento il nominativo del datore di lavoro, perché chi recupera la spesa per l'assistenza sanitaria non specifica, cioè la badante, deve essere, e quindi il bollettino deve essere intestato a quella persona, a quel Però può essere fatto con la carta lavoro di credito di qualcun altro, insomma. Se ha la carta di credito, no. Allora, il concetto è questo, che la tracciabilità prevede, con la legge di bilancio, ripeto, del 2020, e ci sarà anche la verifica da parte di Agenzia Entrate, e quindi anche l'interessato, quindi una cosa in più che dico in trasmissione è che nel momento in cui fino all'anno scorso era necessario per la detraibilità tenere solamente la spesa che comprovava la prestazione. Da quest'anno bisognerà tenere la spesa e anche pinzare insieme quindi quello che è la tracciabilità, quindi quello che è lo scontrino per esempio del bancomat piuttosto che la commissione o la ricevuta del bonifico. Quindi ho due documentazioni da tenere per avere la detraibilità. Devo dimostrare la spesa con la fattura, con la ricevuta fiscale e anche la ricevuta della transizione fatta. Ok, fantastico. Che deve corrispondere col nominativo di cui, come le ripeto, la spesa è intestata. Il classico, l'anziano con 500 euro di pensione, paga tutto il figlio o il nipote. Ecco, a tal proposito, allora io quello che le sto riferendo oggi, che sto dicendo in trasmissione, sono le norme così come sono riportate nella legge di bilancio. Ovviamente noi come centri fiscali stiamo attendendo comunque chiarimenti, quindi secondo me questa è anche una normativa in evoluzione. Stiamo attendendo chiarimenti da parte di Agenzia delle Entrate, anche con i decreti attuativi, per capire esattamente qual è e quale sarà in un futuro, quindi come diceva lei probabilmente ci dovremo anche rivedere e quindi ben volentieri, perché oggi la normativa parla in questo modo, quindi oggi se dobbiamo dare un'informazione dobbiamo dire attenzione, chi fa la spesa deve essere anche colui che la versa per essere tranquillo nella detraibilità. Per quanto riguarda poi il futuro, anche noi come centri fiscali stiamo attendendo chiarimenti da parte di Agenzia delle Entrate che ci dovranno comunque riferire come comportarci anche con questa tipologia di iniziativa. Perché non è assolutamente semplice, non è una che rispetto agli anni precedenti non è semplice, perché anche noi come centri fiscali gli anni precedenti per dare la detraibilità di una spesa era sufficiente la ricevuta o la fattura e mai avevamo chiesto tra l'altro chi aveva sostenuto quella ricevuta fattura.
Infatti, quindi questo è un dato di fatto. Vabbè, hanno semplificato, cioè hanno complicato le cose tanto per cambiare. Allora, le eccezioni le abbiamo viste, che sono importanti per i pensionati, quindi farmaci, visite in strutture pubblico-private convenzionate, dispositivi medici. Mi chiedo, la visita che non è convenzionata, non è in struttura pubblica, non è in USL, esatto, ma cioè non è neanche privata convenzionata, ma dal classico privato fisioterapista che viene periodicamente a casa dell'anziano a sistemarli. La persona, il medico specialista che fa una libera professione e quindi per cui viene richiesta un'attività, quindi una prestazione di libera professione all'esterno del Servizio Sanitario Nazionale, quindi in libera professione si dice, quindi privatamente, lì invece la tracciabilità ritorna ad essere presente, perché la normativa ha previsto il versamento in contanti solo all'interno o comunque per centri convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale. Quindi se questa persona, Prego. classico fisioterapista che viene a casa per l'anziano anziché per la persona fisioterapista, piuttosto che dentista, piuttosto che reumatologo, insomma, cardiologo, eccetera, eccetera. Che dir si voglia, esatto. Quindi quando mi rivolgo a questo specialista, esatto, quindi anche secondo me è una normativa in itinere, quindi comunque per cui anche gli specialisti dovranno attivarsi con questi documenti. Ma allo stato tracciabili. attuale una persona che a questo momento, siamo partiti col 2020, sì? paga magari e si fa rilasciare la ricevuta e tutto, però deve pagare in contanti perché non allora, in contanti sconsiglierei oggi di pagare se ancora il professionista non si è attivato con, diciamo così, con strumenti tracciabili di base, cioè il bancomat o la carta di credito, quindi con il classico POS per il versamento. Consiglio di parlare con lo specialista stesso per versare con bonifico, cioè comunque di evitare il contante. Quindi eventualmente fare un bonifico. Quindi eventualmente fare un bonifico. O un assegno, esatto. Quindi anche l'assegno può essere fatto in quanto anch'esso è tracciabile. Quindi fare un assegno e farsi rilasciare la ricevuta. E farsi rilasciare la ricevuta. E dell'assegno cos'è che uno deve fare la fotocopia? Uno deve fare la fotocopia perché quando dimostrerà nel 2021 la detraibilità per l'anno, quindi per quest'anno, per l'anno 2020, dovrà portare ai CAF o agli enti per cui richiede la detraibilità, la ricevuta, in questo caso si diceva del dentista o del fisioterapista, con la fotocopia dell'assegno. Quindi attenzione, si paga con l'assegno, ma conviene fare fotocopia. Chiarissimo, perfetto. Allora, che facile che sta diventando tutto quanto. Quali altre novità ci sono? Allora, le altre novità per quanto riguardano i modelli di dichiarazione dei redditi già da quest'anno, quindi potremmo già dire una novità di quest'anno che riguardano i contribuenti, probabilmente anche i contribuenti più anziani come si diceva prima, e è una novità che riguarda il modello 730, cioè da quest'anno il modello 730 può essere presentato, quindi già con questa dichiarazione dei redditi, non più dai dipendenti o dai pensionati, quindi anche da queste figure classiche per cui si è sempre presentata la dichiarazione dei redditi, ma è stata introdotta la possibilità di fare da quest'anno il modello 730 anche per i deceduti. Cioè? Quindi anche le persone purtroppo decedute, ovviamente la dichiarazione non la presenterà il deceduto in quanto ormai non più in vita, e sarà presentata da un erede, quindi da un familiare, la moglie, penso per il marito, o piuttosto dai figli, eccetera. Fino all'anno precedente, per fare la dichiarazione dei deceduti, bisognava presentare, si chiamava il modello e si chiama ancora il modello redditi, ex modello unico, ex modello 740, che in caso di rimborso prevedeva comunque tempi di rimborso, quindi da parte di Agenzia delle Entrate molto lunghi, si parla a livello normativo 18-24 mesi, quindi almeno 2 anni per avere rimborso della pratica purtroppo del parente nel frattempo deceduto. Da quest'anno invece la novità fiscale prevede che il modello 730 nel caso di deceduti possa comunque essere presentato. Ovviamente è un modello 730 che non si presenta al proprio datore di lavoro, in quanto purtroppo il datore di lavoro non c'è più proprio per il decesso del contribuente, si presenta tramite il canale di Agenzia delle Entrate, ma tramite il canale di Agenzia delle Entrate verrà effettuato il rimborso entro l'anno
Dove? Nell'IBAN, nel conto corrente dell'erede che presenta la pratica in nome per conto del deceduto. Quindi deve essere l'erede, insomma. Ci deve essere un erede. O gli eredi? La normativa prevede un erede, quindi un rappresentante legale, quindi in caso di più figli, penso nel caso di decesso di un genitore, chi presenta la dichiarazione è uno dei figli, poi in famiglia probabilmente si accorderanno chi in nome per conto di tutti farà la pratica per il genitore. Allora, quindi, sì. Scusi, siccome mi aveva chiesto altre novità del 2020, sì. Allora mi sento dire che altre novità sono quelle riguardanti le spese per la casa, cioè anche per l'anno 2020 ci sono state le proroghe per le spese riguardanti il recupero edilizio, 50% per quanto riguarda le spese di ristrutturazione degli immobili, risparmio energetico, l'acquisto dei immobili e anche il bonus verde. Quindi tutte quelle che sono le spese pluriennali che erano state deliberate fino al 31 dicembre 2019 sono state prorogate ad oggi al 31 dicembre 2020, quindi anche tutte queste spese pluriennali per la ristrutturazione della casa, per l'adeguamento degli impianti eccetera 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 è possibile ancora farle. Perfetto. Ovviamente con tutte le regole previste della fattura, bonifico eccetera eccetera eccetera. C'è anche il bonus facciate se non sbaglio. Dal 2020 addirittura per quanto riguarda la casa sarà introdotto, quindi però questo lo vedremo con la prossima dichiarazione di redditi, però le spese si possono già fare, esatto. Il cosiddetto bonus facciate, quindi tutti quelli che sono gli interventi sulle murature, sugli intonaci, si chiamano in termine tecnico strutture opache, quindi le strutture opache sono le mura dell'immobile, vengono esclusi per esempio gli infissi, quindi gli infissi perché hanno una normativa a sé. Sì. Quindi tutti gli interventi comunque sulle facciate danno dall'anno 2020, pensi, una detraibilità addirittura del 90%, quindi quasi tutta la spesa verrà restituita in 10 anni, in 10 rate, anni. Quindi non in un'unica soluzione, in 10 rate, presentando la dichiarazione di redditi. Di ciascun proprietario dell'immobile dove viene di ciascuna persona, di ciascun proprietario che in base alla spesa e in base al bonifico va a dichiarare il codice fiscale di chi sarà il fruitore della detrazione. Perfetto. E questa cosa qui è solo da qua in avanti, ma non è che magari prossima legge finanziaria, prossimo governo, che poi cambieranno nel tempo, ti può togliere tutto? Chi lo sa. Ma resta comunque la detrazione, lo fa nel 2020, resta negli anni futuri, può anche essere... Allora la normativa per adesso prevede queste spese 20 e 21. Poi quello che sarà oltre il 21, quindi oltre il 2021, lo lasceremo alle future leggi di bilancio, insomma, per le eventuali proroghe. Ma il recupero non può essere toccato? No, il recupero non può essere toccato perché chi matura la spesa in quell'anno matura comunque la detraibilità per le rate, per tutte le rate previste dalla normativa. Perfetto. Quando io parlo di 20 e 21 parlo di spesa sostenuta, dopo è chiaro che quella spesa sostenuta in quell'anno il montante, quindi il capitale, in questo caso il 90%, lo recupero in 10 rate. 10 anni, perfetto. Quindi un 9% all'anno, insomma. Ottimo. Aveva già detto il discorso della famiglia e figli, però ribadiamolo per quanto riguarda i figli. La babysitter può essere recuperata? Allora, la babysitter può essere recuperata sempre dal datore di lavoro e per quanto riguarda le spese relative alla babysitter, il recupero è previsto solo per i contributi pagati per la babysitter. Quindi sempre con la rintracciabilità di cui si parlava prima? Sì, perché per la babysitter i contributi comunque, come le dicevo, esattamente, siccome parliamo di lavoro domestico, prima facevamo il cenno della cosiddetta badante, ma la stessa cosa vale per la babysitter, vale per la colf, per le collaboratrici o collaboratori familiari in generale, la detraibilità in questo caso era sempre stata tracciabile in quanto i versamenti contributivi sono versamenti che si fanno all'INPS con versamenti di bollettini di conto corrente e quindi sono storicamente sono sempre stati tracciabili. Gli abbonamenti? Gli abbonamenti dei trasporti, lei mi sta chiedendo, degli abbonamenti dei trasporti invece sarà da quest'anno necessario regolarli e farli in maniera tracciabile. E questo è importante ricordarlo perché magari tanti vanno a fare l'abbonamento. Sì, questo non riguarda sopra le persone anziane, riguarda per tutti gli studenti, lavoratori o persone anziane che comunque
fanno un abbonamento relativo al trasporto, quindi questo deve pensiamo al trasporto ferroviario piuttosto che al trasporto in bus, in pullman, quando c'è un abbonamento per quanto riguarda appunto questa tipologia di spesa, sì, ed quindi rientrerà proprio tra la detraibilità delle spese tracciabili. Reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza, cosa possiamo dire? Allora, possiamo dire che anche nel 2020 è possibile fare richiesta, quindi è una normativa che non è stata sospesa da questa legge di bilancio, è una normativa che è ancora in essere e quindi i nostri cittadini, i nostri contribuenti, i nostri pensionati, anche nel 2020, tramite in primis la presentazione di un certificato ISEE, che non deve essere superiore a 9.360 euro, possono fare richiesta di reddito o pensione di cittadinanza. Che differenza c'è tra reddito e pensione di cittadinanza? Che il reddito di cittadinanza può essere presentato da tutti i cittadini, ma prevede che cosa? La corresponsione di un beneficio di 18 mesi, perché con il reddito di cittadinanza c'è anche l'impegno a una disponibilità lavorativa. Mentre la pensione di cittadinanza praticamente è un sostegno al reddito, in quanto il reddito di cittadinanza si trasforma in pensione di cittadinanza quando all'interno del nucleo familiare chi ne fa richiesta sono tutte persone, quindi tutti i contribuenti, tutti i familiari oltre i 67, quindi da o oltre i 67 anni. Quindi quando all'interno del nucleo tutti i familiari presenti in quella famiglia hanno più di o partono da 67 o hanno più di 67 anni, non è più una richiesta di reddito di cittadinanza, ma è una richiesta di pensione di cittadinanza. La pensione di cittadinanza rispetto al reddito di 18 mesi non prevede sospensione, se non quella da parte del pensionato che ne ha avuto il beneficio ogni anno di presentare il certificato ISEE. Quindi è meglio che lo diciamo ai nostri ascoltatori, perché per continuare a percepire il reddito o la pensione di cittadinanza ogni anno l'INPS richiede la presentazione dell'ISEE, perché ne deve verificare ancora i requisiti, e tra l'altro l'ISEE deve essere presentato nel primo mese utile quando c'è il cambio dell'anno, quindi entro gennaio, altrimenti l'INPS sospende la pensione o il reddito di cittadinanza. Vuol dire adesso? Quindi vuol dire in questo mese, esatto. Ma lo sanno i cittadini? Lo stiamo comunicando. Allora, sappiate bene che non è, lo stiamo dicendo pur parlè, è una cosa di un'importanza Lo stiamo vitale. comunicando. Noi come CAF al nostro interno abbiamo già fatto una comunicazione a tutti i nostri utenti, a tutti i nostri contribuenti, a tutti i nostri iscritti che hanno fatto da noi negli anni precedenti, l'anno precedente, perché è una normativa iniziata nel 2019, queste richieste di reddito di cittadinanza, appunto contattandole dicendo ritornate perché entro gennaio 2020 se vogliamo continuare la prestazione, quindi se vogliamo continuare a avere il versamento, il contributo del reddito di cittadinanza, l'ISEE bisogna presentarlo entro gennaio. Il 30 di gennaio. Quindi manca poco. Manca poco perché altrimenti non viene cancellato, ma la prestazione viene sospesa. E poi ripristinata non appena si presenta, oppure è scaduto quel termine non lo si può più fare per l'anno in corso? Poi ripristinata al momento che si presenta, però è chiaro che se una famiglia che fa questa richiesta è perché probabilmente è in difficoltà economiche, è preferibile mantenere la percezione di questo contributo, insomma. Se si è intestatari di qualche bene immobile, eccetera, di un'auto. Allora, per quanto riguarda, adesso parliamo prevalentemente di pensione di cittadinanza, ma il reddito di cittadinanza ha le stesse normative, quindi chi ci ascolta diremo esattamente una normativa che vale per entrambi. Allora, per avere diritto al beneficio, quindi per fare la richiesta all'INPS, è sufficiente un certificato ISEE che non sia superiore a 9.360 euro valore ISEE, e questo viene certificato dall'INPS una volta che si presenta appunto la DSU, quindi la dichiarazione per ottenere questo certificato. Però i nostri contribuenti devono anche sapere che non è sufficiente avere solamente l'attestato ISEE, perché poi l'INPS, prima di erogare il contributo, quindi il contributo di reddito di cittadinanza o di pensione di cittadinanza, va anche a valutare quella che è la capacità reddituale e patrimoniale del nucleo familiare che ha presentato la richiesta di contributo. Quindi quali sono i parametri che l'INPS verifica per dire sì ti spetta il reddito oppure no, il reddito non ti spetta? Intanto, come le dicevo, l'ISEE.
l'ISEE non deve essere superiore ai 9.360 euro, ma il nucleo familiare non deve avere patrimoni immobiliari, cioè valori immobiliari, quindi significa terreni o fabbricati, esclusa l'abitazione principale, quindi l'abitazione principale non viene mai calcolata, che non superano i 30.000 euro di valore. Non devono avere, sempre i nuclei familiari di cui parlavamo, patrimoni mobiliari, quindi vuol dire risparmi, che non superano i 6.000 euro o in caso di unico componente, certo. Oppure possono arrivare a 10.000 euro di risparmi in caso di più persone, quindi di più componenti presenti in quella famiglia. Infine vengono controllati anche i cosiddetti beni durevoli, cioè l'acquisto per esempio di autovetture. La famiglia non deve, per avere diritto al beneficio, aver acquistato nuove auto negli ultimi 6 mesi, quindi dal momento della richiesta del beneficio. Va bene, quindi neanche auto di seconda mano? Parla di auto nuove. Auto nuove, va quindi bene. Significa che nel caso in cui invece ci sia un acquisto di un'auto usata, Forse. ci sia la possibilità di richiedere il beneficio. Allora, siamo arrivati al termine. Tutte quelle cose grosse le abbiamo tirate fuori, vero? Non poche cose. È stato bravissimo. Guardo anch'io con una precisione incredibile. Le mie note, direi che le abbiamo tirate fuori. Mi ero segnato altre 2 piccole novità. Però le siamo fuori velocissime? Allora, le 2 piccole novità sono che dal 2020 non si pagherà più la Tasi perché viene assorbita dall'IMU, quindi si verserà un'unica imposta che si chiama IMU, quindi la Tasi scomparirà. Dal 2020 è stata confermata la possibilità da parte, visto che parliamo di pensionati, da parte appunto dei pensionati oltre 75 anni con un reddito di 8.000 euro di non versare il canone RAI. Quindi entro gli 8.000 euro entro gli 8.000 euro. Altrimenti, vabbè, devono pagarlo. Grazie mille, naturalmente è stato veramente molto chiaro. Riccardo De Stefano, responsabile fiscale CAF della CISL di Padova e Rovigo. Grazie a voi di averci seguito. Naturalmente poi se volete avere informazioni dovete chiamare le sedi CAF della CISL che sono presenti sul territorio, perché chi meglio di loro può risolvere tutti i singoli casi, problemi eccetera. L'importante è avere grosso modo compreso che bisogna salvare tutto, non so dove, ma bisogna salvare tutto. Esatto. Grazie ancora, buon proseguimento.